Comunque, qua c'è l'avvocato, parla con lui. Io qua a legge ci tengo poca amicizia. Ad ogni modo, di che si tratta? Ecco, signora, ripeto, io in questa faccenda non c'entro, E allora che ci siete venuto a fare? No, non c'entro nel senso che il signore qua non è mio cliente, né mi ha mandato a chiamare, Allora ci siete venuto? No, signor, non è... Vi ci hanno mandato? No, guardate, signore, è difficile che io consenta a qualcuno di mandarmici. Scusate, avvocato, o fa parlare? Parlaste. Di questo fatto me ne ha parlato la signorina. Dove sta la signorina? No, lasciate stare, avvocato. Chi ha parlato, non ha importanza. Venite alla conclusione. Sta là dentro, vero? Non tengo coraggio da scicca fuori. Andiamo innanzi, avvocato. Ecco, signora, per il caso, insomma, espostomi, non so, da lui, dall'altro. O fate che è successo? Il fatto che è successo, signora, c'è l'articolo 101 che io ho trascritto. Se permettete, signora, lo faccio sentire, guardate. È chiaro, Articolo 101, signora. Matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita, eccetera, eccetera, spiega le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Perché la vostra, secondo la versione del signore, è stata una finzione. C'ho i testimoni. Lucia la cameriera, Alfredo, il portiere, Rosalia. L'infermiera. Sì, l'infermiera pure, sì. Appena si è alzato dal letto, ha detto auguri felicissimi, siamo marito e moglie. Che scherziamo? Scusate. No, guardate, signore, ci sta a suo vantaggio l'articolo 122, violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore. E, insomma, l'estorsione c'è stata. In base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Io non ho già capito. Io ti ho sposato perché dovevi morire. No, non è così. No, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione. Non è che io ti sposo se tu muori. No, quello ci sta proprio in un articolo che poi non ricordo bene il numero. Insomma, se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Sì, ma siccome avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato, sì. E in base a quel pericolo io... Ecco. State zitto, che manco tu hai capito niente. Avvocato, spiegatevi bella chiara, a napolitana. Signora mia, la napoletana, questo è l'articolo, leggete voi stessi. Io carte non accetto. Insomma, guardate, signore, siccome voi non siete stato un buon dei morti, il matrimonio si annulla, non vale. Non va. No, non vale così. Io prevete. Il prete vi dice lo stesso. Anzi, vi dice che avete oltraggiato il sacramento, signora. Non vale. Non vale. No, non vale. Aveva morito. Ecco. Sì, moreva. E allora sarebbe stato validissimo. E lui si poteva ammogliare un'altra volta, poteva avere dei figli. Sì, ma sempre da vedovo, quest'altra probabile donna avrebbe sposato sempre il vedovo della defunta signora Soriano. Sarebbe diventata la signora Soriano, morta. Bella soddisfazione. Ma allora io ho già speso una vita per formare una famiglia, la legge non me lo permette. Questa è giustizia, avvocato. Signora mia, ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Insomma, Domenico Soriano non intende di unirsi in matrimonio con voi. Ma naturale, ma se hai dei dubbi, interroga un avvocato di tua fiducia, sì, un legale suo, sì. perché è sospettoso come Sì. No, ci credo. Sì, io vero, ci credo. Non perché me lo dici tu che hai tutto l'interesse. No, perché me lo dice l'avvocato, perché io all'avvocato non ne conosco. Ma guardando in faccia, che ti credi che non ti conosco? Si è diventata una volta come prima, pigliata la stessa aria padrona. Ti sei calmata. La bugia me l'avresti detta senza guardarmi in faccia con gli occhi a terra, perché tu bugie non hai saputo mai dire. Sì, io vero, ci credo. Avvocato, voi procedete. Sì, se voi mi date mandato, Naturale. E io manco. Io nemmeno te voglio. Avvocato, procedete legalmente, non ne voglio nemmeno io. No, e non ne ho vero che stavo in punto di morte. Non ne ho vero che stavo morendo. Voleva fare una truffa, ma voleva rubare un cognome. Ma conosceva solo la legge mia, che è la legge che fa ridere, no quella che fa chiagnere. A voi, venite qua. Filomena, ma tu avevo finito. State zitto. Voglio voi siete uomini, statemi a sentire. Che sta la gente, o munno con tutte le leggi e con tutti i diritti, o munno che si difende con la carta
e qua penna. Domenico Soriano è l'avvocato. E qua c'è stonghio, Filumena Marturana, che la quale già soia e che non sa piagnere, perché a gente, Domenico Soriano, me l'ha detto sempre, avesse visto mai una lacrima in tacchi l'occhio. E io senza chiagnere, ho verito, l'occhio miei su asciutto come l'esca. Voi mi siete figlio. Qui, Filumena. E chi sei tu che mi impedisce di dicere vicino ai figli miei che mi so figlio? Avvocato, che sta legge da mondo mi permette? No!